mancano 3 minuti, forse nemmeno... I just killed a spider that had scorpion claws. You on it. killed the spider that what? No, gli animalisti, no, l'ha accompagnato alla porta. Che cos'è? Così. I killed a spider that had scorpion That's not good. pincers on the front. Very, very small. Il colpo dello scorpione, no, spider, il ragno, che c'aveva le cose tipo scorpione. Vabbè, Its front two legs. ok, we gotta check that. That's not... non ha segnato di scorpione, ma il Gonzalo Garcia, questo è un video che non vuole essere un video di approfondimento sulla partita che ancora deve finire. La Juve ha ancora possibilità di pareggiarla, perché devo dire è rimasta in partita. Mi permettete, non lo faccio quasi mai, però un paio di volte all'anno ho delle intuizioni che riescono. Prima di tutto nel momento in cui ho postato il video di poco prima, quello là dove parliamo di Lautardo e delle cose, le ultime cose del Napoli, Di Vaio, Beukema e Ndoi, eccetera eccetera, Fabrizio Romano se ne esce con il nome di Malik Fofana, una cosa che mi fa impazzire, perché 5 video fa dovete tornare, se non... Ciao, io sono Valerio Fluido, forse no, qualcuno potrebbe non conoscermi, io sono Valerio Fluido e vivo a New York e mi diverto a parlare di calcio tantissimo, è proprio la mia passione. Io faccio il musicista, ma mi diverto tantissimo a parlare di calcio. Attenzione, a terra niente, fa niente, l'arbitro lo rivedremo, magari c'era un rigore per la Juve. No, Malik Fofana. Allora, io 5 giorni fa ho fatto un video, visto che si fanno sempre i soliti nomi che conosciamo benissimo, mi sono permesso, con grandissima umiltà, mi sono permesso di fare 6 nomi che non ne avevano fatto nessuno, 6 idee per il Napoli, qualora questi insistano con chiedere prezzi pazzeschi, troppo difficile, se poi salgono col prezzo devi staccare la spina. E tra gli altri avevo fatto quello di Malik Fofana, quindi vi potete andare a vedere quella mini analisi, e oggi Romano ha detto il Napoli ha chiesto delle informazioni su Malik Fofana. Ovviamente il gruppo Telegram degli abbonati sono tutti impazziti, mi hanno scritto va bene, ma poi se Malik Fofana ha un sondaggio si potrà fare, è finita. Fortissimo, esterno, proprio più attaccante che centrocampista, quindi lui secondo me è l'idea se non si arrivasse a Lang. Se non si arriva a Lang probabilmente l'idea è Malik Fofana, perché c'ha quello spunto là, il dribbling, la tecnica pura. Malik Fofana, mettiamolo un attimo da parte. Io poi vi dissi, guardate, mi sono innamorato di Gonzalo Garcia, che non conoscevo, mea culpa, penso che il mondo del calcio lo conoscesse già, perché nasce nella cantera, insomma, del Real Madrid, quindi dal Real Madrid B, si fa vedere l'anno scorso, fa un numero di gol importante, 29 gol, 4 assist, e chi lo conosceva? Mi sono guardato un paio di partite del Real Madrid in questo mondiale per club e mi sono innamorato follemente del suo tocco di palla. Mi sono reso conto che gioca bene anche perché poi sono andato a vedere gli highlights, c'ha colpo di testa, e per questo io ho pensato a Gonzalo e Higuain, mentre in patria lo paragonano a Raul, che lo ha anche allenato. Raul, che bellezza, proprio il calcio che fu. Oggi mattatore, quindi se su Transfer Market 5 giorni fa era 8 milioni, il che era già impossibile per un giocatore del Real Madrid, io mi ero permesso, non starà a 8, starà a 16, starà a 20, te lo devi andare a prendere subito, perché il Real Madrid è pieno zeppo di attaccanti, di giocatori offensivi, e dove li metti tutti quanti? Avete aggiunto Mastantuono, avete aggiunto quegli altri, però mi sono reso conto già di una cosa, vedi, Arda Güler lo fa giocare mediano, insomma centrocampista centrale, regista quasi. Quindi vedi che Xabi Alonso sta cercando di farli convivere il più possibile, forti, fortissimi, talentuosi, quando accelerano impossibile. Valverde, mamma mia che crescita che sta facendo Valverde.
E purtroppo però quando poi si fanno vedere al mondiale per club l'hanno visto tutti, e quindi se l'avessi opzionato probabilmente l'anno scorso avresti avuto un'idea, una possibilità. Io non credo si possa fare più, perché a quanto pare il Real Madrid può anche decidere di tenerselo come backup, come primo cambio, se la prima punta, perché credo vogliono utilizzare Mbappé prima punta. E purtroppo troppo tardi, ci siamo arrivati troppo tardi. Comunque conferma il talento, segna di testa contro una Juve che è stata sul pezzo, devo dire la verità. Ci si poteva aspettare più dislivello, l'hanno aspettati, l'idea ovviamente era quella di aspettare, ripartire, sono ripartiti in un paio di occasioni anche bene, e il gol se l'è mangiato con Colomani nei primi minuti. Lì l'avesse fatto Vlahovic, cosa avrebbero detto i tifosi della Juve? Però ecco che la notizia di David alla Juve dice che stanno accelerando, torna di gran moda, perché Colomani si è mangiato il gol che Vlahovic pure si sarebbe potuto mangiare, o magari no, perché poi il calcio è così. Quindi questo è un video di soddisfazione mia personale, salutiamo pure la Juventus che vanno in vacanza, vanno a rilassarsi, che è giusto che sia così, insomma non vanno oltre né Inter né Juve. La Juve insomma l'ha ammazzata pesante col Manchester City, qua possono dire di uscire a testa alta, però io credo che il migliore in campo sia stato Di Gregorio, perché a un certo punto il Real tirava da tutte le parti, Huijsen compreso dalla distanza, e Di Gregorio ha fatto una parata dietro l'altra, e mi scrivete voi nei commenti quante ne ha fatte, perché io ho perso il conto. Quindi ne escono con l'idea, con la convinzione che il portiere non l'hanno sbagliato, e con la sicurezza di dover fare qualcosa in più in avanti. La Juventus con Tudor, che probabilmente cercheranno, io dico sempre la credibilità, cercheranno di rendere credibile. Ci hanno provato, ma no, il Real comunque è il Real, ed è realisticamente difficile da battere. Ci aggiorneremo, perché adesso sta diventando divertente il mondiale per club, e vediamo con i miei pronostici che feci qualche tempo fa. Io avevo alla fine pronosticato una Al-Hilal avanti con la Juve che sarebbe uscita anche lei. Alla fine con i miei incastri si arrivava addirittura alla finale Real Madrid Al-Hilal. Non lo so se si può ancora fare, non credo, però vediamo, perché poi i vari incastri da New York, da New York, non c'è bisogno di farlo più lungo. Lo sfizio Fofana e lo sfizio Gonzalo Garcia me lo tolgo personalmente. Vi abbraccio, vi bacio, e ci vediamo per nuovi spunti. Lasciate un like.